Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti. Dopo ve li presento. Criticità del nostro territorio. Il nostro paese è estremamente vulnerabile, esiste un rischio di carattere idrogeologico, di carattere sismico e purtroppo non siamo effettivamente pronti, o tutti non sono pronti ad affrontarlo nel modo opportuno. Parliamo di strutture abitative, parliamo di edifici pubblici, parliamo anche però di opere infrastrutturali di una certa importanza, dalle viadotti, ponti, le strade, insomma tutto quello che ci circonda. Quando accadono determinati eventi ci terrorizziamo perché sappiamo che ci colgono quasi sempre impreparati, o perlomeno se anche siamo psicologicamente preparati, come è avvenuto con l'ultimo evento sismico che non ha visto vittime per fortuna, una scossa fortissima nel centro Italia, però gli edifici crollano ineluttabilmente. Prevenzione, è possibile farla a tutti i livelli, parliamo dalle strutture, quindi le opere di progettazione future, come sono realizzate, c'è una tecnologia adeguata tanto per il rischio sismico quanto idrogeologico, ma non soltanto. Le organizzazioni dalla protezione civile, ai comuni, alle pubbliche amministrazioni, allo Stato, agli stanziamenti economici che servono, quindi le risorse ci sono, dove possono essere ricavate. E l'Europa che cosa ne dice al riguardo? Attenzione, perché purtroppo lì c'è un altro aspetto da affrontare, sì, anche l'aspetto economico conta. Insomma, affrontiamo tutto questo, però prima naturalmente la nostra parentesi, come sempre, dedicata a tutti voi che ci ascoltate, pensionati o pensionandi, perché dovete far verificare la vostra pensione, ne stiamo scoprendo, anzi lo CGIL purtroppo ne sta scoprendo delle belle, e quindi anteprima con lo SPI, poi torniamo in studio.